2005-2015. Quindi un applauso alle nozze d'oro dei Playboys, fantastici, anche perché gli uomini scalano di 10 anni, per cui la prossima volta ci ribecchiamo ancora finalmente. E così si fa, dopo 50 anni, e io dopodomani la stiro la fianchetta. A chi piacciono i pinoli? Perché qui è pieno le pigne. Questa è una voce che tecnicamente si dice spicca le pigne. Allora chiamo sul palco adesso, che poteva prendere Antonella Fallieri e Emanuele. Allora Emanuela è una delle voci, diciamo, più talentuose della nostra regione. Emanuela è una delle voci più talentuose, ce la ricordiamo all'ultima esibizione col tuo Bucamina. E adesso non vi dico quello che canta perché è piacevole scoprirlo con, diciamo, col suo talento. Molto televisiva, ha vinto la corrida, ha fatto un sacco di cose, però insomma fondamentalmente poi è cresciuta, secondo me insomma vedo che lei continua a esercitarsi, la persona seria, insomma continua a prendersi le sue belle soddisfazioni. Emanuele Ventarelli, molto bene, sta nel suo tastiereto, così. Allora, dici un po'. Ma abbiamo anche un batterista? Abbiamo anche un batterista, Luciano. Luciano? E quindi? Luciano! Facciamo un applauso a Luciano, no? Beh. Allora, li voglio presentare subito, sono i miei ragazzi per questa sera. Adesso, dimmi. Ma c'è anche il bassista, ma guarda un po'! Ma c'è anche il chitarrista! Lui è Paolo, lui è Gianfranco, già l'avete visto prima. Poi abbiamo Emanuele. Io sono Antonella, non so quale microfono devo adoperare per cantare. Ciao Aldo, buonasera, complimenti, questo qui. Questo invece lo rido a te, Io e il gelato siamo in tutt'uno. Una bellissima canzone del 1968, le prime note sicuramente, perché tocca a te Emanuele cominciare.